Basilio Borgo, tifoso bianco-azzurro e bianco-nero, ma anche scrittore, ha presentato ieri, nel giorno del suo compleanno al Circolo Empedocleo, altri 2 libri della collana L'Acragas a colori e L'Acragas in bianco e nero. Ospite d'onore colui che fece impazzire di gioia i tifosi di Agrigento nel lontano 1965, quando l'Acragas militava nello stesso girone di adesso della Serie C. Si tratta di Firmino Pederiva, che fece fuori il Lecce con un calcio di rigore, tornato ad Agrigento dopo circa 50 anni grazie all'invito di Basilio Borgo. Ieri grande festa con l'eroe di Lecce, conclusa a San Leone con l'incoronazione di Re Cannolo, ovvero il tifosissimo biancoazzurro Filippo Marcantonio. Basilio, 100 è la meta dei tuoi libri. Siamo arrivati a 14. Diciamo che sto presentando 2 libri, comunque quello più importante è questo L'Acragas a colori, l'eroe di Lecce, Firmino Pederiva. Ecco, tu hai scelto il giorno del tuo compleanno per la presentazione con un ospite speciale, appunto il bomber di allora. Sì, ma effettivamente l'ho scelto apposta tanto perché c'è meno caldo, perché noi abbiamo avuto un'estate, come sapete, terribile. E quindi speravo, infatti siamo riusciti oggi a una bellissima serata, poi perché in effetti ho voluto ricordare questo mio numero 69 in pompa magna, anche perché ricordavo, come ho detto poco fa, che diciamo, quando avevo 20 anni, che l'ho fatto in Basilicata, mi avevano vaticinato che avevo fatto un 69 anno ad ampio bene, molto, molto importante, e quindi importante avere un Firmino Pederiva. E si è verificato alla grande. Verificato alla grande. Okay. Bomber degli anni 60, eroe di Lecce, è tutto scritto nel libro a lei dedicato oggi. Insomma è una grande soddisfazione, è un onore per me, però l'emozione più bella l'ho trovata a venire ad Agrigento dopo tantissimi anni e ritrovare affetto, ritrovare amicizia e ritrovare calore. Come ha ritrovato Agrigento? Molto cambiata, cioè qui adesso ci sono un sacco di palazzoni. Una volta io abitavo vicino al campo, verso sotto, venivamo tutte le sere a fare una passeggiata in via Atenea ed era una bella passeggiata, insomma, si saliva. Lei è una figura importante per i giovani calciatori, si dice addirittura che si vorrebbe clonare il suo modo di allenare. Ma non lo so, adesso magari forse così è un po' troppo, però che mi è venuto naturale metterci tutto l'impegno, per me è stata la mia vita. E ai ragazzini ho sempre detto che fare dello sport è una fortuna e anche lo devono sentire come una tappa del loro percorso giovanile. E ho fatto lo sport sperando che uno cresca con la testa sul collo. Lei ha collaborato con Herrera e Arrigo Sacchi, che ricordi ha? Ma di Herrera un ricordo straordinario, cioè quando io ho avuto la possibilità di stare con lui per 6 o 7 mesi perché era venuto a campionato in corso, lui era già molto anziano, cioè non si ricordava tutto, però aveva ancora una carica, aveva ancora una capacità di trainare, insomma aveva una forza dentro impressionante. Invece con Sacchi sono stato con lui il primo anno che lui ha fatto il campionato praticamente dei professionisti. Il Milan era la squadra di Sacchi, non era solo la squadra più forte, era la squadra di Sacchi, perciò si identificava nel pensiero calcistico di Sacchi e Sacchi non lo devo presentare io.